Gira in giro e siamo tornati in Friuli Venezia Giulia. Siamo in un posto bello perché siamo nella zona del Collio, già conosciuta sicuramente dai più e soprattutto dai visitatori di viaggivacanze.info per i tanti articoli e le video interviste che abbiamo dedicato a questa zona che tanto amiamo per i suoi colori e per i suoi sapori. E parlando di sapori non potevamo che essere qui alla Subida. Siamo vicino Cormons, giusto per farvi capire in quale postazione ci troviamo, ristorante La Subida, con il signor Josko Sirk che ci racconta la storia della sua vita, perché credetemi è davvero affascinante. Buongiorno, mi racconti un po'. Buongiorno a voi. Dunque, la mia famiglia viene in questa casa nei primi anni 50 e vive gli anni 50 in miseria facendo un po' di agricoltura, e proprio per uscire da questa situazione nel 59 mio padre e una mia sorella, che erano caratterialmente inclini a questo, aprono un'osteria che oggi chiameremo un agriturismo. In realtà questa osteria diventa il punto di ritrovo della nostra gente e ci permette di uscire dalla crisi in cui eravamo abbastanza presto, e cominciamo ad affermarci, se non che nel 68 mio padre abbastanza improvvisamente muore, le mie sorelle erano già sposate, mi lasciano tutto, un'osteria. Io avevo 16 anni e mezzo, mi ritrovo con l'osteria, non è stato nessun trauma, l'ho gestita serenamente, ancora oggi mi manca di essere stato qualche volta di più a rubar ciliegie, ma insomma nella vita non si può avere tutto. Per un paio di anni la gestisco così, per viverci, e forse da host erano gli anni più semplici. Poi ho avuto la fortuna che una ragazza si è innamorata di me, l'innamoramento gli dura ancora, una bella signora, aggiungo io. Lei era molto giovane, però veniva da una famiglia di ristoratori, e eravamo giovani ma abbastanza così coscienziosi, e abbiamo deciso di continuare a fare gli osti, ma non per vivere, ma per creare qualcosa. Questo qualcosa, questo nostro sogno l'abbiamo chiamato La Subida. Il destino è stato con noi molto buono e ci ha permesso di fare La Subida un po' più grande di quella che sognavamo. Il decorso è stato una progressiva affermazione di questa osteria-trattoria, e a partire dagli anni 80 un inizio poi di investimento nel senso dell'ospitalità. Nell'82 abbiamo costruito le prime case per ospiti, e poi nel 90 c'è stata la conferma di aver intuito bene, nel 96-97 abbiamo raddoppiato, e oggi La Subida consta di una quindicina di case sparse in un bosco dove ospita, in una semplice osteria che vuole essere la casa di tutti e di ogni momento, e di quella vecchia osteria trattoria che oggi si chiama ristorante, anche se noi in famiglia vorremmo continuasse ad essere una trattoria, dove facciamo una ristorazione un pochettino più attenta, e dove grazie a Dio abbiamo delle soddisfazioni di tipo così più culinario. La famiglia nostra è cresciuta, abbiamo 2 figlie e un figlio, 2 di loro hanno deciso di aiutarci qui e di rimanere qui, e così mi hanno lasciato lo spazio per qualche hobby, che è stato l'aceto. Allora, prima di parlare dell'aceto, con le fotografie che state vedendo, io vi posso aggiungere che questo signore ci parla della sua bella favola, della sua vita, con molta modestia. In realtà questo posto dove siamo in questo momento è bellissimo, perché c'è un'atmosfera incredibile, è ben arredato, si mangia benissimo, e anche se, a parte l'aceto di cui adesso ci parlerà, perché mi sembrerà strano, siamo nel Collio ma noi parliamo di aceto, questi sapori e questi profumi adesso in questo momento sono gestiti, diciamo, dal resto della sua famiglia, ma lei ieri mi ha detto: io faccio solo la polenta qua dentro perché mi occupo di altro. Quindi quest'altro ci racconti del suo aceto, di questo sogno che è diventato realtà, un giocattolo che è diventato realtà. Volentieri. Io, parlando di aceto, vi parlo di aceto agro di vino. L'aceto agro di vino è un condimento ed è una specialità che ha sempre avuto nella storia un'importanza, un peso e un uso molto più diffuso e molto più importante di oggi, ma che appunto
visto che lo usiamo ancora e sempre e lo dovremo usare perché salsa acida è una necessità alimentare del corpo umano, io sono impegnato con alcuni colleghi a riscattare il buon nome e il concetto di qualità di questo prodotto. Siamo impegnati a divulgare l'idea per cui l'aceto può, ovvero deve essere un prodotto di qualità, per cui una persona attenta alla gastronomia, il mondo, la cultura enogastronomica è ora che riscoprano questo prodotto. Io faccio l'aceto partendo direttamente da uva, parto da uve di grande qualità, parto dalla ribolla gialla che è il nostro vitigno autoctono, parto da uve molto mature e molto curate. Queste uve vengono messe in piccoli tini, qui fermentano per una decina di giorni, nel senso che avviene la fermentazione alcolica e lo zucchero si trasforma in alcol. Appena esaurito questo ciclo viene innescato la fermentazione acetica con dell'aceto madre nostro. Aspettiamo un anno, durante tutto questo periodo rimangono in macerazione le bucce e a questo punto abbiamo il nuovo aceto. A questo punto travasiamo, torchiamo, tiriamo via le vinacce e la feccia e questo nuovo aceto finisce in barrique a questo punto piene e chiuse che rimangono a maturare 3 anni. Dopodiché va in vetro. E va in vetro. E questa casina che noi troviamo nel bosco è una casina molto romantica anch'essa, piena di queste botticelle di legno e pieno di aceto. Ma per esempio una pietanza che si può mangiare in questo posto e che è, come dire, impreziosita, baciata dal suo aceto. L'aceto è un grande alleato di chi fa da mangiare. L'aceto è antigrasso per antonomasia, la sua aromaticità aiuta moltissimo a rinfrescare, a dare vigore, a dare freschezza ai cibi e quindi i cuochi avveduti non possono farne a meno. Un piatto tipico della nostra terra è il salame con l'aceto e non si pensi che i nostri vecchi dedicavano il salame nuovo, giovane per farlo con l'aceto, no. Quando capitava che un salame cadeva perché un topolino passava di lì o perché qualcuno distratto faceva che ciò succedesse, ovviamente non lo si buttava e siccome si riteneva gli insaccati non sani prima di un certo periodo, per mangiarlo si riteneva di doverlo friggere. Una volta fritto il salame è così grasso da essere difficile da mangiare. L'aceto lo rende non solo mangiabile, ma lo rende un boccone splendido che una volta come oggi è l'espressione, una bella espressione della culinarica di ogni giorno della nostra terra. Bene, e allora questa è proprio una chicca particolarissima e dall'aceto della Subida e da questo signore che veramente è una miniera di informazioni che sicuramente ritroveremo tra le pagine di viaggivacanze.info, passiamo a un'altra particolarità del Collio, che non è ancora vino. E dopo l'aceto di Sirk non può che esserci l'olio del Collio, perché pochi lo sanno, perché in effetti stiamo parlando di una produzione decisamente limitata. Anche qui un gruppo di amici si sono messi insieme, ma Eddie Keber ce la racconta, ma l'olio del Collio è qualcosa di veramente particolare. Piccolo ma buono, e io posso dirlo, vero? Come il Collio. Come il Collio. Cosa mi racconti di questo olio? Ma soprattutto come si chiama? Si chiama olio. Olio. Diciamo anche questo è un gioco che è nato fra di noi spesso scherziamo e giochiamo, questo è veramente un gioco che commercialmente non dice niente, seduti come sempre a tavola mangiando davanti e bevendo. Davanti a un buon bicchiere di Collio. Salame e formaggio. Salame e formaggio. Il pane ci vuole. Così parlando, dopo la quarta bottiglia eravamo un po' brilletti e qualcuno ha detto ma perché non proviamo a fare l'olio? E lì abbiamo cominciato a giocare su questo, io che in quel momento, come oggi sono ancora il presidente di questa piccola associazione culturale del territorio, ho mandato un'email, oggi modernamente invece di fare 2 parole tutti assieme, proviamo a fare l'olio. L'hai chiamati al raduno? Diciamo, hanno risposto a tutti i ragazzi che producono, a tutte le aziende che fanno olio in Collio, una trentina ha detto di sì, questa è una cosa molto bella, e sono nate le prime 1000 bottiglie di questo olio, vede che le chiamo olio così, prime bottiglie fatte 3 anni fa, è un gioco che adesso questa cosa qui noi la mettiamo a tavola, arriva l'ospite, possiamo avere questa bottiglia qui, posso darla a lei oggi come è venuta in Collio e le regalo la bottiglia dell'olio. Grazie. Rimane un gioco che poi alla fine
in 2 o 3 negozi Cormons l'abbiamo per presentarlo più che altro, ma non per vendere, perché poi i numeri non ci sono. 1000 bottiglie fanno molto poco. Però è una bella bottiglia, tra l'altro piccolina, da portare in tavola, un bel regalo per chi fa una passeggiata nel Collio. Oltre il vino porti l'olio, perché da Collio, l'olio con 2 L, e soprattutto è qualcosa di sano, come tutti i produttori della zona vogliono dare. Avrà un seguito? Ci sarà qualche cosa legata all'olio? Sicuramente il seguito c'è, perché poi adesso dico 3 anni fa è andato avanti sempre, i numeri sono sempre piccoli, rimarranno piccoli, continuerà, perché noi quando un progetto si presenta credo che è difficile che poi si spenga così velocemente, anche perché è un gioco e deve rimanere un gioco e continuerà ad andare avanti. Ma Edyk naturalmente, insieme a giocare con l'olio, gioca forte da questa parte con il vino. Il vino di Edyk è il vino del Collio, un bianco senza precedenti, un bianco pulito. Brevemente? Collio. E dal Collio è tutto anche per questa volta. Un saluto dalla terra della bontà, mi piace dire così. Su viaggivacanze.info vi aspetta Rosanna Fudoli e gli amici del Collio.